Vicepresidente, oggi si presenta un'esercitazione che sarà importante per testare quanto è alto il livello della prevenzione del Friuli Venezia Giulia, in questo caso anche con il Veneto. Sì, è un'esercitazione importante in collaborazione col Dipartimento Nazionale, la Regione Veneto, i Vigili del Fuoco, quindi un'occasione importante che afferma il principio della prevenzione. Bisogna essere sempre pronti a eventuali calamità che possono accadere. Noi vantiamo una lunga esperienza in questa regione grazie alla qualità delle nostre squadre di protezione civile, ci saranno 200 volontari impegnati e le simulazioni riguarderanno i rischi alluvionali che interessano i due corsi d'acqua importanti come la Livenza e il Tagliamento. Poi alla Tisana, dove siamo oggi, abbiamo anche il ricordo tragico di quello che accade nel 1966, quindi questo entra in un quadro di una campagna complessiva che riguarda Io non rischio ed è un elemento importante di una cultura di protezione civile sulla quale il Friuli Venezia Giulia ha sempre investito molto, garantendo anche dei risultati importanti e una qualità al servizio dei nostri cittadini. Direttore D'Angelo, l'importanza di questa esercitazione che pone il Friuli Venezia Giulia assieme al Veneto nuovamente all'avanguardia nella prevenzione del rischio. Beh, è un confronto importantissimo sul rischio idraulico, sul rischio idrogeologico, confrontarci con gli altri paesi europei che sono partner del progetto, con i diversi attori del Sistema Nazionale di Protezione Civile per illustrare anche agli ospiti internazionali che ci verranno a vedere come il Sistema Nazionale di Protezione Civile è cambiato e trova nella regione Friuli Venezia Giulia una delle sue massime espressioni, perché è un sistema che si è costruito purtroppo da eventi passati. Ricordiamo tutti il sisma del 76, la stessa alluvione del 66 che ha fatto in qualche modo maturare all'interno del nostro paese un sistema come noi lo conosciamo oggi e a cui molti paesi si ispirano.